Giorgio Tronca di Prima Ciao, il Veneto. a tutti, grazie dottore. Grazie. Andiamo da Giorgio Tronca. Allora, Tronca, da Veneto fino al midollo, lei cosa sento tutti questi discorsi, tutti che verrà via quasi, verrà via per cosa. Cioè ogni argomento che tocchiamo, adesso che c'è sanità, parliamo di sicurezza, parliamo di ambiente, parliamo un po' di ambiente anche, di cultura, di istruzione. Non va bene niente, non va bene niente. Mi rendo conto guardando da fuori, mi parlo del classico ponton, diciamo così, no? Mi ho solo da pagare, da lavorare e pagare, questo è il mio futuro, no? Mi sono classico ponton che ha da adattarsi a quello che viene organizzato da chi quattro politici. Non mi interessa il mio colore, destra, sinistra, verde, giallo, bianco, rosso, non me ne frega niente. Siete tutti compagni, siete tutti uguali, cioè così va su carichetta insieme, non guarda più gli interessi di qui che ha votato, ma guarda i suoi interessi, ti fai giù, ti gira i discorsi, ti conta le storie, ti dà l'illusione di fare quello che ti aspettavi che facesse, con mille punti da specificare, però vediamo tutti i giorni, e ti resti lì con la bocca aperta e intanto lui è là, e gioca questo. La sanità che problema, cioè, mi la vedo come un problema, il problema è la gestione di qualcosa gestita male, Allora, se va da chi che gestisce, mi non cerca di dottormi, mi so che per una visita che sei veramente da aspettare tanto, a meno che non ti vai a pagamento, o te per visita, addirittura, mica un esempio mio personale, che mi va sa un po', cioè ti dai 3 mesi, no, per dire d'urgenza, per fare te chiami, perché dopo si fa per telefono sta roba qua, te chiami e ora ti aspetti un'ora, ti senti un sacco di musichette, di gente che ti parla, che ti dice, ti chiami, ti dice no adesso no, mi dispiace, richiami tra un mese, vabbè, tanto con 3 mesi, dopo un mese che ti alla tua salute, ti chiami, no? E ti dice no, dopo magari ti passa anche, ti dici beh, mi senza chiamare e continuamente sentirmi dire diciamo, aspetto che mi finisce i periodi, mi chiameranno, ti chiami, ti dice non c'è posto, venga tra 3 mesi, cosa succede? Dai 3 mesi iniziali ti hai visto e ti fai dopo 6 mesi, cioè vuol dire che è qualcosa gestita male, e la colpa non è di nessuno, la colpa è nostra, che riusciamo a fare così. Cioè, gli altri dobbiamo riuscire a capire quando uno non fa bene le robe e fermarlo. Questo è il nostro. Gli altri siamo poetoni, gli altri pensiamo a lavorare e a mandare avanti tutta sta macchina infernale che non so dove mi porterà, però non la vedo mica tanto bene. Allora, Giorgio Tronca di Prima il Veneto. Tronca, cosa avrebbe fatto la Serenissima? Cosa che avrebbe fatto? Allora, abbiamo visto stasera, mi ho ascoltato tutti i vari discorsi fatti, ho visto tutti i servizi molto bei, complimenti per come vi pianificare. Abbiamo visto un sacco di problemi e mi invito sempre di più, cioè in sanità, in sicurezza, istruzione, dappertutto. Cioè, allora, è inutile che continuiamo a puntualizzare, a dire guarda questo, un attimo che vengono un attimo da pensare a cosa fare per cambiare sta roba. Beh, mi credo che sia una sola soluzione e l'avevo maturata dopo anni, mesi dal 90 che è ministro, cioè che seguo la politica, diciamo, di prima persona. E l'avevo maturato dopo anni e penso che l'unica soluzione per il Veneto, e parlo da Veneto, parlo orgogliosamente in Veneto, l'unica soluzione è indipendenza o autonomia, indipendenza, comunque cercare di trovare un sistema per staccarsi da questa nave che purtroppo sta affondando e gli altri rischiamo di andare su tutti con questa nave qua. E il bello è che la nave, gran parte che la nave, l'abbiamo fatto gli altri, l'abbiamo comprato gli altri con i nostri schei, con il nostro sudore. Dunque o se svegliamo fuori, o se no se è giusto, o se no se meritiamo
di essere dove che siamo. Se meritiamo di dover lavorare 12 ore al giorno, di pagare tasse, di non avere medici, di avere un'istruzione che fa schifo, di cultura che mi insegna con chi vuoi, di notizie che mi fa venire mai cuore ogni giorno che ti vede la televisione, guerre, virus, cioè mi sarebbe per ritrovare un attimo un po' di serenità, un po' di tranquillità e fare le cose con calma. Come siamo messi adesso non si va da nessuna parte. Forza prima il Veneto, punto. Non si va da nessuna parte. Buonasera a tutti, ciao. Fuori 11, dai, forza. Forza.